Agrigento e le condizioni delle frazioni in periferia. Sopralluogo del videogiornale a Cannatello, a sud-est della città. Inchiesta tra i residenti della zona. Davide Saglia. Abbiamo più volte segnalato la situazione e le problematiche dei vari quartieri che compongono Agrigento. È la volta di Cannatello che, come San Leone, è una zona residenziale dove in estate si registra un aumento di popolazione. I disagi segnalati ci sono gli stessi che è possibile riscontrare nelle altre periferie cittadine. Le due protagoniste in negativo che registrano una presenza omogenea sono loro, le buche e la spazzatura. Se per le prime tanto si è detto e ancora nulla è stato fatto, per la seconda è da registrare una situazione da non sottovalutare. Per quanto riguarda il pericolo igienico-sanitario, vista anche la presenza di ratti nella zona. Da segnalare anche il problema del marciapiede che costeggia la chiesa, dove le erbacce costringono i pedoni ad invadere la strada spesso trafficata. Discariche abusive costeggiano le vie principali di Cannatello. Ovviamente la causa principe è l'inciviltà di alcuni cittadini, legittimati dalla totale assenza di controllo che garantisce loro l'immunità da sanzioni. La via Ruggero II, traversa di via degli Imperatori, racconta un mix di inciviltà e degrado che annota la presenza di materiale pericoloso, quale amianto, senza contare pericoli dati dalla condizione del fondo stradale e dai rifiuti che restringono pericolosamente la carreggiata. Renzo Marino, presidente del comitato di quartiere Cannatello, sempre sulla via Ruggero II, denuncia la presenza di un'anomala pozza d'acqua. Qua esiste lungo questo vallone una presenza continua di acqua di cui non riusciamo a conoscere la natura, considerato il fatto che ormai da parecchi giorni non piove più e quindi così come tutti i valloni della zona dovrebbe essere asciutto. Invece ci ritroviamo questa pozza d'acqua e si nota anche che si tratta di acqua che scorre e che proviene da monte e scende verso valle, di cui non conosciamo la natura di provenienza e neanche la natura di arrivo, cioè il posto in cui va a sboccare questa pozza d'acqua. Hanno mai fatto dei prelievi per verificare la natura di quest'acqua? No, qua che io sappia non sono mai venuti nessuno a fare dei prelievi per poter verificare un pochettino, ecco, della natura dell'acqua e del tipo di acqua che si trova. E lo stesso Marino, dopo il nostro tour tra le vie di Cannatello, rende noti quelli che sono gli altri problemi del quartiere. Il quartiere è tapezzato di immondizia dovunque. Ci sono dei punti di concentrazione dove si trovano le postazioni dei cassonetti che sono delle vere e proprie discariche. Su via Ruggero II avete visto qual è pure la situazione, pur non essendoci una postazione di cassonetti. Ma la cosa impressionante è l'immondizia che è presente in tutte le strade e in tutti i bordi stradali. Io segnalo la situazione del viale Cannatello, che è la via di accesso al mare e che tra l'altro è la via che viene frequentata dai turisti che dagli alberghi di Villaggio Mosè vogliono recarsi al mare. Per la mancanza di marciapiedi e per l'immondizia che si trova lungo i bordi stradali sono costretti a camminare in fila indiana in mezzo all'immondizia, con i pericoli tra l'altro che ne derivano per la loro incolumità. Quando li vedo passare mi vergogno di essere agrigentino, perché siamo un paese incivile. Avete già segnalato voi residenti all'amministrazione problemi? I problemi di Cannatello sono noti a tutti. Abbiamo interloquito con l'amministrazione comunale, abbiamo avuto colloqui e riunioni anche con tecnici della Toggesa. Al di là delle promesse, fino ad oggi non abbiamo visto nessun tipo di risultato, assolutamente. Avremmo in mente di fare proprio una conferenza sui problemi di igiene ambientale della città. Speriamo di trovare interlocutori che vogliano venire a parlare per illustrarci i rimedi che ci sono, perché veramente è una situazione in cui non si può più vivere, è addirittura insostenibile.